Dolomiti a Gordine crolla un pilastro di roccia dalla cima della Moiazza vicino al passaggio di una ferrata. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Il distacco ripreso da un escursionista che ha lanciato l'allarme. Ricerche senza sosta e nuovi ritrovamenti di resti nel ghiacciaio crollato della Marmolada. Domani atteso il responso del DNA. Sarà anche lutto cittadino a Canazei alle 18 la messa in suffragio per le vittime. Si inabissa con l'auto nel Garda, tragedia nella notte nella località turistica veronesi. I vigili del fuoco recuperano dentro la vettura il corpo di un 81enne. Superstrada, Pedemontana Veneta, inaugurato il casello di Spresiano, taglio del nastro per il quinto tratto dell'opera in attesa dell'innesto della 28. Resta il nodo pedaggi Zaia, caleranno dopo il completamento. Contagi Covid, l'Istituto Superiore di Sanità classifica il Veneto tra le 9 regioni a rischio alto, ma uno studio della regione rivela che quasi il 50% dei ricoverati positivi è entrato in ospedale con altre patologie. L'ufficiale giudiziario si presenterà il prossimo 15 luglio per dare esecuzione allo sfratto di Iole e di suo figlio Romano. Lei è costretta su una carrozzina ed assiste il figlio da 19 anni in stato vegetativo. Il caso Avvò. Ad Asiago è iniziato la festa per il raduno Triveneto degli Alpini. La città è un tripudio di tricolori e penne nere. Domani mattina la messa della memoria sull'Ortigara. Buonasera, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito, la montagna davvero senza pace, tragedia sfiorata questa mattina sulle Dolomiti a Gordine. Crolla un pilastro di roccia dalla cima della Moiazza vicino al passaggio di una ferrata. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte, il distacco ripreso da un escursionista che ha lanciato l'allarme. Il boato è la nuvola di fumo, una scarica di roccia che scende nel canale dei Cantoi de Framont. È la nuova paura nella montagna senza pace. Questa volta sono le Dolomiti a Gordine a far temere il peggio, poco dopo le 11:30. Siamo sulla Moiazza, precisamente la cima di Moiazza Sud, quando un pilastro della parete si stacca a circa 2400 metri di quota, vicino alla via alpinistica Spigolo di destra, con la terribile incognita che la massa rocciosa possa aver travolto qualcuno. La scena sotto gli occhi di un escursionista tedesco che gira questo video e poi corre al vicino rifugio Carestiato per dare l'allarme. Qui il gestore, nonché responsabile del soccorso alpino della zona, Diego Favero, è già in allerta. Mi è arrivata una telefonata qua in rifugio da parte dei vigili del fuoco di Belluno, che dicevano che erano stati appena allertati da una persona che da Agordo aveva visto un fumo bianco che nella zona, diciamo, nostra del rifugio. Al che praticamente poco dopo è proprio arrivato un escursionista da qua verso il rifugio, che mi ha avvisato praticamente di una frana che aveva visto poco distante dal rifugio. Il timore nasce dalla presenza della ferrata Costantini. Siccome stamattina era partita gente per fare la ferrata Costantini e oltre che partire da questa parte qua, so che tanti partono anche dalla parte opposta dove c'è il rientro e dove era stato più o meno capito che c'era stata una frana. Abbiamo deciso di intervenire come soccorso alpino per controllare, insomma, che non ci fosse niente di grave, insomma, che non ci fosse qualche travolto, ecco. Subito si alza in volo l'elicottero dell'Air Service Center, convenzionato con il soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, che effettua una lunga ricognizione per escludere l'eventuale coinvolgimento di persone. Abbiamo trovato il punto del distacco, non ha interessato la ferrata Costantini, è interessato una parte, diciamo, di roccia della Moiazza Sud, però è andata a finire in un canalone che si è distrutta là, insomma, ecco. Si tira un sospiro di sollievo, questa volta è andata bene. Purtroppo in Dolomiti succedono questi casi, insomma, succedono, certo. E non è che sì, perché succedono queste cose dobbiamo chiudere gli accessi alle montagne. Ripeto, se abbiamo i ghiaioni alla base delle pareti vuol dire che sono tanti anni che scendono i sassi, insomma, ecco. Giorni difficili per tutta la montagna, la Marmolada ha segnato inevitabilmente un confine, ma chi la vive e la respira ogni giorno è consapevole di un fatto incontestabile. Questi giorni qua dobbiamo stare zitti e riflettere e portare rispetto per le persone che sono venute a mancare. La montagna si è sempre comportata così, non certamente adesso, insomma, ecco.
E la Marmolada ha restituito altri resti anche nella giornata di oggi. Le ricerche proseguono in attesa dei riscontri da parte del RIS di Parma, mentre alcuni familiari di dispersi si affidano agli avvocati. Domani sarà il momento del lutto. Da qui l'invito di Zaia: no al turismo del macabro. Abbiamo ritrovato altri reperti sia biologici che di materiale, e questo ci dà delle buone speranze per poter chiudere il cerchio intorno alle persone che mancano all'appello. Nel 6° giorno di ricerche emergono ancora altri resti sul luogo della tragedia, battuta nuovamente da 14 soccorritori e 2 cani. Tecnicamente si è trattato di una ricognizione vista udito concentrata sulla parte bassa della colata di ghiaccio, compresa una zona già battuta nel corso della prima mattinata di giovedì. I cani operano davanti a tutti noi seguiamo vista udito l'operato dei cani. Quando i cani effettuano dei ritrovamenti il conduttore ci avvisa e procediamo noi a verificare l'entità se è vero o meno la segnalazione del cane. A garantire la sicurezza degli operatori 2 vedette e la strumentazione già installata sui versanti. La notte scorsa le temperature sono scese sotto lo zero, con tutti i pro e i contro del caso. Il lavoro non è stato più semplice perché appunto solidificandosi il ghiaccio ci ha reso più difficile recuperare questi reperti. Chiaramente il freddo ci dà maggiore sicurezza, più freddo c'è per noi più sicurezza c'è, cioè meno probabilità ci sono che il crepaccio sopra si muova. Intanto l'attesa dei familiari di vittime non riconosciute e dispersi è spasmodica. Il verdetto dei RIS di Parma dovrebbe arrivare a ore, mentre dopo il riconoscimento dei congiunti hanno un nome gli escursionisti ciechi trovati morti. Si tratta di Pavel Dana e Martin Uda. Si sono invece affidati a un avvocato i parenti dei coniugi Davide Miotti ed Erika Campagnaro di Belvedere di Tezze, ancora dispersi. In una lettera si chiedono se non vi fossero autorità pubbliche preposte a verificare lo stato di un crepaccio che per sua natura può causare distaccamenti, situato a monte di una meta turistica ad alta frequentazione. Queste le parole. Intanto tra Val di Fassa e Agordino è il momento del lutto. Domani sera la messa officiata dai vescovi di Vicenza e Trento, presente il presidente del Veneto Luca Zaia, che usa parole inequivocabili. Faccio un invito: no al turismo del macabro. Io sono andato già su più volte e devo dire che non ha nessun senso andare lì a fotografare, addirittura trovare escursionisti che cercano di bypassare le transenne. Vi dico anche che ho chiesto al sindaco di Canazei di mettere le multe, di mettere le cifre e di metterle al massimo. Non a caso interdire ora l'area della tragedia è una delle priorità di Veneto e Trentino. È inevitabile, a me sembra il minimo chiudere quella zona per un fatto di ricerche, di sicurezza, ma me lo lasci dire prima di tutto di rispetto. Non esiste che si vada a camminare sopra a un teatro di una tragedia come questa, soprattutto in questa fase. Zaia che torna sul ruolo dei soccorritori, anche loro provati come tecnici della montagna, ma anche come uomini. Un saluto particolare alla famiglia di Paolo Dani, che è un nostro tecnico che purtroppo in quel momento si trovava in quel posto. Quindi un abbraccio particolare anche alla nostra famiglia del Soccorso Alpino e ai familiari diretti e a tutti gli amici. In quei momenti diciamo che le emozioni le mettiamo da una parte, penso automaticamente. In quei momenti lì si pensa cosa devo fare, come lo devo fare e che maniera lo devo fare, e lì parte nel cervello parte la macchina per poter fare questa cosa al meglio. La vicinanza del vescovo di Vicenza alle famiglie delle vittime. Mi medesimo nel dolore di chi resta. Domani a Canazei a concelebrare la messa in suffragio per le vittime della Marmolada. L'abbraccio simbolico, la vicinanza ai familiari delle vittime della Marmolada, la sofferenza condivisa, parole di conforto che arrivano dal vescovo di Vicenza, provincia toccata più di altre dal numero dei lutti, dei dispersi. Mi medesimo nella loro sofferenza, è quasi impossibile riuscire a pensare umanamente che un figlio esce alla mattina per andare lì a ricrearsi, a rigenerarsi e poi non torna più. Io cerco di medesimarmi in queste persone. Domani sarà a Canazei per la messa di suffragio per le persone decedute in Marmolada. Tra queste c'è un numero consistente di vicentini della provincia di Vicenza, della diocesi di Vicenza. Per questo motivo io voglio concelebrare insieme
al Vescovo di Trento per sentirmi vicino alle famiglie, per pregare per queste persone che sono morte in un modo così improvviso, così imprevisto. Lascia aperta una riflessione sul rapporto di ciascuno di noi con la natura, Monsignor Pizziol, e un invito. Che rapporto abbiamo con il creato? Come dice Papa Francesco in una sua enciclica, è la casa comune. Allora tutti dovremmo sentirci impegnati al rispetto. E intanto una tra le tante iniziative che partono dalle singole parrocchie del territorio, stasera Isola Vicentina, la veglia in ricordo di Filippo Bari, il papà 27enne residente a Malo, la cui foto, scattata poco prima di essere travolto dalla valanga, è diventata il simbolo di questa tragedia. I testimoni hanno visto l'auto percorrere il pontile della Navigarda e poi inabissarsi nel Garda. Tragedia la scorsa notte nella località veronese. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco partiti da Bardolino con una squadra terrestre e il supporto nautico, oltre all'autogru giunta da Verona. I pompieri non potevano fare altro che constatare la situazione e recuperare con l'ausilio del nucleo sommozzatori giunto da Venezia del conducente, un uomo di 81 anni. Le operazioni sono continuate nella mattinata per riportare a galla e recuperare la vettura, evitando così un inquinamento da idrocarburi e mettendo in sicurezza il pontile d'attracco dei traghetti, e si sono concluse le operazioni questa mattina. E taglio del nastro per il quinto tratto di superstrada pedemontana veneta. Da oggi Spresiano e Montebelluna saranno più vicine 8 minuti al posto di mezz'ora. Zaia, entro fine anno scioglieremo il nodo di Malo e della 27. Una volta completata l'opera si metterà mano anche ai pedaggi. 2, 1, ecco. 14 km per buona parte in trincea, percorribili in 8 minuti al posto della mezz'ora canonica, per un costo complessivo di 145 milioni di euro, esclusi gli espropri, e ancora quasi 2,5 km di barriere antirumore in vetro e oltre 3 in calcestruzzo, 4 le gallerie, 19 le vasche di laminazione. Questi i numeri del nuovo tratto di pedemontana veneta tra il casello di Montebelluna e quello di Spresiano Villorba. L'inaugurazione a poco più di un anno da quella del segmento centrale tra Bassano e Montebelluna. Oggi di fatto apriamo 80 dei 94 km, che significa dar vita all'85% del tracciato, ma soprattutto diciamo che per fine anno, per quel che riguarda noi, è conclusa. Quindi significa casello su A27, innesto su A27 e arrivare fino a Montecchio. Dopodiché l'innesto sulla 4 a Montecchio non dipende da noi, perché la Padova-Brescia che dovrà realizzarlo, ma insomma è avanti quei lavori, speriamo che arrivi nel 2023. La pedemontana veneta ora è percorribile in 50 minuti da Breganze nel Vicentino a Spresiano per l'appunto. Intorno c'è un bacino di 330.000 abitanti e 35.000 aziende nel raggio di 10 minuti dai caselli. Uno studio recente certifica il valore aggiunto in termini di PIL, il prodotto interno lordo. E lo ha fatto aumentare di 1,7 punti sui 180 miliardi di PIL del Veneto durante i cantieri, e a regime, quando sarà aperta tutta, avrà 1,5 punti di PIL, vuol dire sui 2,5 miliardi, 2,7 miliardi all'anno di flussi economici a vantaggio del territorio. Resta il nodo dei pedaggi che, dice Zaia, sarà affrontato a opera conclusa. Il nuovo tratto costa all'utente 2,50 euro. È ragionevole pensare a questo, a riduzioni e agevolazioni o abbonamenti, però noi dobbiamo completarla prima l'opera, perché non abbiamo neanche un'idea dei flussi di traffico. Sono flussi ipotizzati da 27.000 veicoli al giorno, però ricordiamoci anche che le tratte i tempi di percorrenza saranno di 2/3 ridotti, cioè vuol dire che un Treviso-Bassano sarà di 20-25 minuti, vuol dire che un Treviso-Montebelluna è dato cartografato a 8 minuti, il che vuol dire che consumeremo di meno gasolio e combustibile, perderemo meno tempo e saremo più sicuri. Per il viceministro alle infrastrutture Morelli, un ulteriore tassello in vista dei Giochi Olimpici, la pedemontana veneta attualmente è il più grande cantiere aperto in Italia. Questa infrastruttura chiaramente fa parte del grande menù infrastrutturale legato alle Olimpiadi. Ricordiamo che il Veneto, l'area dolomitica, cambierà volto grazie alle Olimpiadi del 2026. Cortina potrà essere un biglietto da visita del Veneto e dell'Italia per tutto il mondo.
Ed ora andiamo ad Asiago, città in festa per il raduno Triveneto degli Alpini. Al via oggi la 3 giorni che domenica porterà allo sfilamento delle penne nere che Antenna 3 seguirà ovviamente in diretta. Ed ora ci colleghiamo subito con il nostro Ferdinando Garavello. Ferdinando, buonasera. Buonasera Daniele, buonasera anche ai nostri telespettatori. Hai detto bene, una giornata decisamente di festa per Asiago. È stata inaugurata ufficialmente oggi la Dunata Triveneta, effettivamente il raduno del terzo raggruppamento degli Alpini. È iniziata con l'inaugurazione della nuova ala del Museo della Grande Guerra di Canovec, di Roana, che abbiamo avuto l'occasione di vedere in anteprima oggi. Naturalmente c'erano già tantissimi alpini, poi il momento più importante, il momento anche più toccante, la resa degli onori all'Abaro nazionale e al gonfalone di Asiago con l'alzabandiera nella piazza di Asiago. Tantissime persone, tantissimi vessilli, tantissime penne nere presenti, che poi hanno sfilato fino al sacrario dell'Aiten, alzando ulteriormente, se possibile, il livello emotivo di questa importantissima manifestazione, di questo importantissimo evento, perché in quel luogo, ricordiamo, dove riposano nel sacrario più di 50.000 caduti della Prima Guerra Mondiale, italiani e austro-ungarici, di cui gran parte ancora ignoti, c'è stata la messa, un momento di raccoglimento, sentire le note del silenzio risuonare da dentro il sacrario dell'Aiten è stato un momento davvero molto forte per le tantissime persone che hanno scelto di seguire tutto lo sfilamento, che naturalmente è un preludio a quello che succederà domenica mattina con la sfilata vera e propria. Asiago, dicevamo, è già imbandierata a festa, ci sono tantissime persone, tanti alpini, tante famiglie, ma anche tantissimi visitatori, tantissimi turisti, quindi proprio una giornata, un lungo fine settimana importantissimo per tutto l'altopiano. Non c'è una camera ormai da giorni, ma questo ce l'hanno detto anche i sindaci e gli assessori, diciamo gli operatori anche turistici dell'altopiano. Domani mattina ci si sveglia molto presto, perché la partenza è alle 6:30 da qui da Asiago per arrivare all'Ortigara, dove ci sarà la messa, prima la cerimonia poi la messa alla celebre colonna mozza sulla cima del Calvario degli Alpini. Come sempre noi ci saremo per poter raccontare tutto ai nostri telespettatori. Dunque Ferdinando, una giornata davvero di festa e vediamo anche assieme i momenti salienti di questa prima giornata. Dunque vediamo allora proprio i punti più belli, più salienti di questa giornata triveneta alpina in altopiano. Niente, non abbiamo ancora il servizio, quindi andiamo avanti e parliamo dunque di Covid, perché c'è stato un boom di contagi Covid, il Veneto inserito tra le 9 regioni classificate a rischio alto dall'Istituto Superiore di Sanità per la presenza di molteplici allerte di resilienza. Anche oggi boom di contagi, ma c'è un dato che riguarda i cosiddetti positivi per caso. Al 27 di giugno abbiamo a Treviso il 45% di Omicron 5, un 12% di Omicron 4 e il restante, quindi un 48% di Omicron 2. Questa è la fotografia per quanto riguarda le varianti nella provincia di Treviso. Gli esperti si aspettano nella prossima sorveglianza di vedere la prevalenza quasi assoluta di Omicron 5. Intanto l'ondata in attesa sta raggiungendo numeri consistenti. Nella Marca si sono registrati nelle ultime 24 ore 1636 positivi in più. Il totale dei contagiati in questo momento sono 15.765. La pressione ospedaliera rimane invariata e sotto controllo. A fornire un dato significativo è la regione, che spiega come quasi il 50% dei positivi ospedalizzati nel Veneto sia Covid per caso, ovvero pazienti entrati per altre patologie e che poi si sono rivelati positivi asintomatici. Per quanto riguarda i sintomi prevalenti per chi contrae Omicron 5, i sintomi principali sono febbre, mal di testa, quindi una sorta tipo di rinite anche quasi che dà fastidio, e poi può esserci mal di gola
tosse. I centri tamponi negli ultimi giorni sono stati presi d'assalto, tanto da costringere la direzione sanitaria a rivedere ed ampliare gli orari per venire incontro alle esigenze. Non ci aspettavamo questa ondata e questo ha cambiato un po' anche la situazione, nel senso che noi adesso ci aspettiamo che dal metà luglio ci sia un progressivo miglioramento del numero, insomma, dei positivi, quindi andiamo verso una negativizzazione. Questa ondata potrebbe arginare in parte quella che era prevista per l'autunno, visto che una buona parte della popolazione potrebbe essere già immunizzata. Provare ad arrivare, insomma, a settembre-ottobre, dove speriamo siano disponibili questi vaccini nuovi che comprendono anche l'immunità per le varianti Omicron 4 e Omicron 5, quindi che possiamo ancora per qualche mese, anche autunnale, vivere un po', diciamo, di rendita di questa ondata. Rimane il consiglio di utilizzare la mascherina, anche se non obbligatoria, quando ci si trova in mezzo alla gente. L'ufficiale giudiziario si presenterà il prossimo 15 luglio per dare esecuzione allo sfratto di Iole e suo figlio Romano. Lei è costretta su una carrozzina ed assiste il figlio da 19 anni in stato vegetativo. Non sanno dove andare, non trovano una soluzione che soddisfi le loro necessità. Abbiamo lo sfratto e speriamo che anche questa volta riescano a allungare la data di uscita, perché non abbiamo casa e non è pronto niente, non sappiamo dove andare in pratica. Non abbiamo una sistemazione pronta per il 15. Lei è Iole Lionello, costretta su una carrozzina per una lesione alle vertebre. Da 19 anni assiste suo figlio Romano Mandruzzato, ridotto in stato vegetativo dopo un incidente in auto. I due, dopo una travagliata storia familiare, hanno ricevuto lo sfratto dalla cognata di Romano e il 15 luglio dovrebbero abbandonare la casa di Vo in provincia di Padova. Non sanno però dove andare. La sistemazione che offre il comune uganeo non è adatta alle loro necessità. Abbiamo parlato col comune e siamo andati a vedere l'unica casa che era a disposizione, che era una casa Attere a Boccò. Ma l'ambiente non è idoneo né per la situazione, non ci sono nemmeno gli spazi, perché è troppo piccolo, ci sono solo 2 stanze, ma piccole. Di conseguenza non c'è lo spazio né perché ci siano i letti e nemmeno per fare le manovre, per metterlo a letto. E casa c'è solo quella. E soprattutto abbiamo bisogno degli spazi da portarlo da carrozzina a letto carrozzina, tenendo presente che questo non è già una lunghezza, insomma, e dopo va aperto, la base sotto va aperta per poter inserire dentro la carrozzina, certo. E quindi ci vuole spazio. Iole non vuole che suo figlio sia costretto ad essere ricoverato in un istituto, cosa che non ha fatto in questi 19 anni. La data del 15 luglio si avvicina e le soluzioni ancora non ci sono per Iole e suo figlio Romano. Il comune ci ha sempre aiutato, sottolinea. Una casa che soddisfi le loro esigenze, però al momento non sembra esserci. Io non voglio mettere mio figlio in ospedale. Assolutamente, perché se volevo farlo l'avrei già fatto prima e so quando uno sta in ospedale cosa succede, persone come lui, non c'è il tempo per seguirli, quindi ho bisogno che qualcuno, qualsiasi persona, se può, come può, che mi dia una mano. Ed ora vi ricordo, ultimo appuntamento con le pillole di racconti per raccontare il rapporto fra le penne nere e l'altopiano di Asiago. Vi ricordo gli appuntamenti con Aspettando gli Alpini alle 20:15 e alle 23:25. E questa è la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Torna l'anticiclone delle Azzorre nel weekend con tempo stabile e clima gradevole. Vediamo il dettaglio di sabato 9 luglio. Sul Veneto avremo una giornata decisamente soleggiata con cielo in prevalenza sereno, solo con qualche nube a carattere sparso ma innocua e non sono attese piogge.
Il clima sarà caldo, estivo ma piacevole, con temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 14 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, qualche addensamento in corrispondenza dei rilievi ma senza conseguenze. Temperature minime sui 17-20 gradi, massime intorno ai 28-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento, il cielo si presenterà limpido o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 30-32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.